Bene, adesso con Anna e Serena andiamo a scoprire come funzionano questi prodotti. Allora, adesso vi farò vedere questo che è un gel doccia all'olio di oliva e mandarini freschi che è ispirato proprio a casa nostra, al Mediterraneo, ai profumi intensi dell'Italia. E vi faccio vedere, vi spiego, è buono sia per maschi che per femmine perché è una profumazione delicata ed è bello idratante, inoltre è fatto con olio di oliva ecosolidale, quindi fa molto bene sia alla vostra pelle che alle persone che aiutiamo per prenderlo. Come potete vedere non fa schiuma, quindi non è una cosa che secca la pelle, è una cosa davvero molto idratante, una profumazione davvero che ricorda i campi di mandarini, le coltivazioni dell'olio di oliva, sono davvero cose molto molto buone. Ovviamente, come ripeto, non testate sugli animali e fatte tutte a mano, infatti su ogni bottiglietta potete vedere chi ha fatto la persona, chi ha fatto proprio il prodotto. Ecco qua. Se asciughiamo un po', adesso la pelle della Sire è bella illuminata e super profumata. Buono? Ottimo. Poi vi faccio vedere, visto che ho un altro po' di tempo, magari anche qualcosa di diverso. Questo è uno scrub solido e vi direte che cos'ha? Questo è fatto a base di burro di karité, sempre ecosolidale, è fatto con la lavanda, che è bella lenitiva, i fagioli e il riso tritati. E serve per fare da scrub, lo massaggi sulla pelle bagnata e poi lo vai a sciacquare con un po' di acqua, in modo che la tua pelle rimanga bella luminosa e idratata e senza pellicine morte. Ecco qua. Prego.